Buongiorno a tutti ragazzi, anzi buonasera se è per questo. Oggi voglio raccontarvi dell'abbazia di Lucedio e dello spartito del diavolo. In effetti si racconta che nel 1684 venne evocata una presenza maligna, malvagia, vicino a un cimitero a metà strada tra l'abbazia di Lucedio e la grangia di Darola. Giustamente chi fece questa pratica magica perse il controllo del demone, che per farla breve si impossessò degli abitanti di Lucedio. Quindi giustamente tutti si votarono giustamente al male, in effetti, quindi in effetti tutti quanti erano, come si dice, posseduti da questa, forza che è stata, chiamata, evocata, come vogliamo dire noi, e quindi furono anni e anni di possessione demoniaco in questo luogo. Quindi, giustamente, il Papa nel 1784 mandò un esorcista da Roma, che dopo aver affrontato e comunque combattuto il maligno, lo rinchiuse nelle cripte di questa abbazia, facendo deporre le mummie sui seggi disposti a cerco a protezione della presenza malvagia. Come ulteriore garanzia poi per fare questa incarcerazione di questo demone che era molto forte, quindi venne composta anzi una musica come conosciuta come lo spartito del diavolo. In effetti è un brano che secondo i racconti popolari, ragazzi, avrebbe avuto proprietà magiche ed esoteriche, cioè suonato in un verso avrebbe potenziato il sigillo di protezione, nel senso contrario invece lo avrebbe liberato. Quindi diciamo che hanno fatto questo, la rinchiusa di questo demone. Giustamente alcuni hanno provato a decifrare questo spartito musicale perché da una traduzione facendo appello alle lettere con le note uscirono tre parole, in effetti: Dio, fede e abbazia. Quindi in questo spartito uscirono, certamente decifrando le note, uscì al contrario Dio, fede e abbazia. Quindi questa è giustamente è un fatto successo a secoli e secoli fa, però questo mistero, questa cosa è rimasta nel tempo. Quindi che fu organizzata questa cosa che liberò questo demone che per 100 anni dominò su questa abbazia. Poi finalmente il Papa mandò un esorcista che dopo tanti esorcismi riuscì a incatenare questo demone e per ulteriore sigillo ha messo queste note musicali che suonate in un verso lo bloccano ulteriormente, suonati nel senso contrario lo liberano, diciamo così. Quindi non so se sia vero o no, ma comunque la storia perlomeno racconta questa cosa qui, quindi la vedo una cosa molto diciamo credibile. Non si sa, ragazzi, comunque scaramanzia, superstizione, non si sa precisamente. Purtroppo la storia l'ho vista su molti siti in inglese, francese, quindi però dicono sempre le stesse cose. Quindi questo è uno spartito misterioso ed è un sigillo che impedisce al demonio di liberarsi. Quindi tutti quanti riportano la stessa cosa, perciò ci sta scritto lo spartito del diavolo. Quindi oggi è una chiesetta e meta di vagabondi curiosi
e anche, perché no, fanatici diciamo del satanismo. Quindi purtroppo ragazzi, lo spartito è molto diciamo rovinato, quindi non si riesce neanche più forse a decifrare, però la storia è questo qua. In effetti è vero. Ciao Michele, stavo raccontando dell'abbazia di Lucerio e dello spartito del diavolo. Quindi ragazzi, poi ognuno credere o non può credere, questa è la cosa bella. Sì, sì. Va bene ragazzi, vi auguro buona giornata. Per chi dopo lo vedrà questo video, un commento e voglio vedere ci credete oppure no, superstiziosi, ci credete. Lasciate un commento sotto al video ragazzi, ciao a tutti. Ciao Michele.